Se l'iter dell'autonomia del Veneto fosse un romanzo o un film, probabilmente non sarebbe un thriller, perché oramai, soprattutto visto dal versante Lega, il copione in Consiglio dei Ministri pare ripetersi quasi sempre uguale e senza colpi di scena, se non la crescente tensione che oramai sul tema pare contraddistinguere il rapporto tra i due alleati di governo ad ogni rinvio. Questo governo è bene che si attivi per darci subito l'autonomia. Il progetto c'è, abbiamo fatto tutti i compiti per casa, non posso più accettare che dai 5 Stelle arrivano frasi come ci saranno cittadini di serie A, di serie B, quello che c'è scritto non va bene, perché allora se è così ci dicano nero su bianco qual è la loro idea di autonomia. Secondo il sottosegretario pentastellato alla pubblica amministrazione Mattia Fantinati, è invece il Movimento 5 Stelle che farà un'autonomia che i cittadini attendono da 30 anni, mentre la Lega, che allora governava con Berlusconi, faceva solo chiacchiere. Se la riforma non si fa bene, conclude Fantinati, scatenerà solo caos, duplicazioni di competenze, di centri di decisione e di spesa, mentre a pagare saranno i cittadini. Particolarmente duro il deputato veneto Roberto Caon di Forza Italia, per il quale il solo modo per ottenere l'autonomia è togliere la fiducia a un governo che ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di non voler arrivare a questo risultato. Questo dovrebbero fare, ha concluso, deputati e senatori veneti di ogni colore politico. Certo è che l'attesa, perlomeno vista dal Veneto, inizia ad apparire troppo lunga. Battiston, un naturalista francese, diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Però è pur vero che poi a un certo punto finisce la pazienza. È vero che questo anno, il 2019, nel bene o nel male, sarà segnato dall'autonomia. Se qualcuno ancora non ha capito che direzione ha preso la storia, lo capirà dal popolo, dalle piazze, da tutti.